cosa sta succedendo all'Arcella? Intanto l'Arcella è il quartiere più popoloso, più giovane della città, con una forte spinta associativa che c'è anche in altri quartieri, che sia chiaro, però in cui questo contesto di vitalità urbana è ben visibile, e lo dico anche dal punto di vista dei temi che seguo io, perché le aree verdi all'Arcella sono dei veri e propri parchi urbani, con una caratterizzazione di parco, di quartiere. Alcuni di questi stanno invece prendendo una vocazione urbana dai servizi in più che adesso ci sono, quindi diverse da altre zone magari più naturalistiche anche come tipo di spazi all'aperto, e su questo credo che stiamo lavorando sia come amministrazione, ma vorrei aggiungere l'amministrazione non fa niente da sola, fa se la città e la comunità risponde, e quindi che i due principali polmoni verdi dell'Arcella, quello che proprio arriva alla fermata finale del tram per quanto riguarda quel quartiere, e il Parco Milkovic, siano diventati dei punti di riferimento fondamentali, possiamo dirlo, per la vita all'aperto, ancora di più in pandemia e in questa fase di passaggio, per l'aggregazione e anche per la comunità educativa. Abbiamo delle scuole vicino che passano direttamente dalla scuola al parco, ci dà l'idea di quanto questo si metta in campo con una proposta del comune, per esempio a rimettere a posto tutti gli edifici perché si possano dare dei servizi, e la risposta di chi c'è, perché appunto da soli non si va da nessuna parte, ma insieme si può fare moltissimo. L'Arcella era vista, può anche essere vista ancora come un quartiere difficile. Ecco, credo che la nostra sfida sia stata quella di dire: non è un quartiere semplicemente difficile, è un quartiere che dà opportunità a cui non sottrarsi, e quindi non da trattare come il quartiere disagio in cui non si possono mettere in campo delle politiche. No, si mettono in campo le politiche all'Arcella come ovunque, secondo le caratteristiche, e quindi per esempio per arrivare alla gestione della raccolta dei rifiuti una delle cose più evidenti erano le continue segnalazioni di sporcizia, e da un lato, dall'altro ovviamente con Ponte Vigo d'Arzere, già con il servizio del porta a porta, una richiesta di attenzione. Anche lì una delle prime riunioni con il sindaco, ricordo, c'erano le continue richieste: quando arrivate anche da noi, perché siamo cittadini di serie B. E quindi la grande sfida, fermata come sosta dalla pandemia, chiaro, questo ha creato i problemi, perché lasciare a metà un quartiere per un anno causa pandemia è un tema, non potersi incontrare di persona con le riunioni è un tema, ma arrivare anche lì con il servizio che dà la possibilità di rendere Padova una città sostenibile dal punto di vista ambientale, di qualità, e che si avvicini agli standard regionali, ecco, credo che sia un modo per non sottrarsi, ma invece migliorare, quindi da moltissimi punti di vista. In ultimo, per esempio, anche la questione di Piazza San Carlo, e quindi il recupero al comune dell'ex area Valli come quadrante verde nel quadrante, quadrato verde nel quadrante, ci dà l'idea di quali siano le priorità per questa amministrazione, ma vorrei dire per tutta la comunità, cioè rendere la città vivibile in tutti i suoi tasselli, che sia la mobilità, che siano i servizi, che sia il sociale, che sia il verde, che sia l'ambiente. Quindi sia una valorizzazione, un recupero degli spazi, sia una valorizzazione di questi spazi con sempre più servizi, e credo che si cominci anche a vivere questo. Quindi direi che la prospettiva è quella di inserirla in un pensiero urbano che ci riguarda tutti. Io sono abbastanza stanco di sentire parlare male dell'Arcella, soprattutto da quei pochi che abitano l'Arcella e che non hanno a cuore la grande forza e la grande vitalità che ha questo quartiere. La stragrande maggioranza degli arcellani è felice di vivere all'Arcella, non cambierebbe assolutamente quartiere, sa che l'attività che stiamo facendo come amministrazione è un'attività molto importante e positiva. Nulla potrà. Vianelli è stato un
una parentesi purtroppo molto lunga della nostra città, è stata un'esperienza iniziata probabilmente con tutte le più belle intenzioni e purtroppo finita male, ed è un grande merito di questa amministrazione averlo risolto. Non vogliamo nella maniera più assoluta che si possano clonare questi esempi di mala amministrazione, perché questo è quello che è finito purtroppo ed è stato consegnato alla storia. E l'Arcella invece è un quartiere molto positivo della nostra città. Dobbiamo essere positivi noi, perché tutti quelli che abitano in questo quartiere devono vivere di più, devono uscire, devono cominciare a frequentare tutte le zone di questo quartiere. Dobbiamo fidarci delle nostre associazioni che fanno questa attività, e dobbiamo anche aiutare l'amministrazione, perché è stato detto anche prima, l'amministrazione può proporre tantissime cose, ma se non c'è la collaborazione dei cittadini non andiamo da nessuna parte. Il quartiere l'Arcella è una risorsa di Padova e noi vogliamo valorizzarla.